Buonasera, siamo arrivati al nono appuntamento di questa 13ª edizione dei Libri in Spiaggia, quest'anno interamente dedicata ai 1600 anni di Venezia. Per questo abbiamo contributi di diversi autori che hanno spaziato in tutto quello che può essere accaduto nella Venezia appunto dei 1600 anni fa. Che dire, abbiamo un contributo audio di Claudio Nobbio, uno dei due autori che quest'oggi non ha potuto essere presente e per questo lo ringraziamo moltissimo. Vabbè, io frequentavo Malamocco perché è un posto dove vivrei, mi piace, mi ci trovo bene, è il posto della pace proprio. E a un certo punto, siccome lo frequentavo perché frequentavo il famoso disegnatore, e a un certo punto vedevo questa targa con scritto Alberti e mi incuriosì. Cominciai a fare un po' di ricerche e venne fuori questo personaggio che, pur essendo famoso in qualche modo tra gli italiani d'America, però nemmeno a Malamocco la gente sa chi sia. E quindi ho cercato un po', una decina d'anni per trovare un po' dei riscontri, ne ho trovati abbastanza e ho fatto questa cosa. Però ho pensato, sì, ma uno che deve leggere cosa se ne frega di tutti i trattati, le cose, l'America, eccetera. Quando c'erano gli olandesi, quando sono arrivati gli inglesi, tutto sommato la cosa che poteva essere interessante sarebbe stato il viaggio, come ha fatto ad andare là. E quindi ho pensato che bisognava trovare il suo libro di bordo, se aveva scritto delle cose. E quindi ho pensato che per fare questo ci voleva un lupo di mare. Diciamo che al Lido ci sono là in fondo agli alberoni, ci sono dei lupi di mare che ogni tanto si incontrano. C'è un baretto, l'ultimo baretto che si trova là in fondo, e una domenica li ho trovati lì, un gruppetto. Ho detto ci vuole uno di queste persone qui, per cui ho chiesto a Lele Medoro se poteva dare una mano o comunque se poteva interagire, occuparsi della storia di questa nave, perché io sono un personaggio da spiaggia, non sono né da montagna né da mare, eccetera. Io sto volentieri sulla spiaggia, su una bella sdraio, a prendere il sole, e quindi ci voleva qualcuno che si intendesse di barche. Lele ha una barca sua e comunque sa di cosa si tratta, e allora gli ho chiesto. Per cui è entrato dritto nella storia, ha trovato addirittura il libro di bordo di questo personaggio, e quindi siamo arrivati a far uscire un libro che è questo Albertis Dei. Abbiamo qui Emanuele Medoro che insieme a Claudio Nobbio, giusto appunto, è autore del libro Albertis Dei, 2 giugno 1635, un veneziano a Manhattan, edito da Mazzanti Editori, come dicevamo anche prima. Emanuele Medoro, un architetto veneziano che è
forzato nei lavori pubblici in qualità di No. architetto. Magari, una volta. Ecco, una parlaci volta. un pochino di te Allora, e dell'avventura del libro. parlerò dell'avventura del libro e del mio incontro con Claudio Nobbio. In realtà Claudio Nobbio io lo conosco da una trentina di anni, ma 12 anni fa circa a Malamocco, da scarso, l'ho trovato seduto con Fuga e Lele Vianello, Lele Fumetto, i collaboratori di Ugo Pratt, che discutevano di un personaggio di cui io non avevo nemmeno mai sentito parlare. Il cognome mi diceva qualcosa perché Leon Battista Alberti era un famoso architetto, ma questo Pietro Cesare Alberti non mi diceva assolutamente nulla. Claudio Nobbio aveva fatto una ricerca storiografica molto approfondita, unendolo poi a degli spunti di hotellerie americana, facendo dei salti tra passato e presente. Quando mi hanno parlato di questa cosa, mi hanno chiesto di descrivere il viaggio che Alberti aveva fatto da Amsterdam a New Amsterdam. Mi è talmente piaciuto questo esperimento che a un certo punto ho proposto a Nobbio di dire: beh, sappiamo che non è partito da Venezia, da Malamocco in barca, ma visto che è un romanzo inventiamocelo, e l'abbiamo fatto partire da Malamocco. Uno spunto ha tirato l'altro, ne è venuto fuori un testo che già di per sé poteva costituire un racconto. Al che il contributo di Claudio, assolutamente fondamentale per inquadrare questo libro, è stato inserito all'interno, mixato adeguatamente, e ne è uscito il libro che appunto andiamo a presentare, quindi Alberti's Day, in cui c'è fantasia, c'è storia, ci sono cose assolutamente vere e cose assolutamente inventate, e speriamo che sia un momento di leggerezza e di svago per chiunque abbia intenzione di leggerlo. Bene, allora tra poco ce ne parlerai in modo più diffuso, grazie. Grazie a voi. Strong.